Emerge un settore che da una parte evidenzia delle difficoltà perché negli anni sono in continua diminuzione le aziende e anche le superfici. Per contro le produzioni sono rimaste sostanzialmente stabili, questo vuol dire che le aziende che rimangono riescono ad aumentare i quantitativi prodotti. Presenta delle criticità a livello di diciamo, vendite perché il mercato è prevalentemente locale e ci sono diverse sfide in atto, prima di tutto quelle climatiche. Vediamo che ad esempio stanno cambiando alcune abitudini, per esempio quella nel panel florovivaistico che facciamo intervistando le aziende locali, e sta emergendo una sempre maggiore tendenza a usare coltivazioni senza l'uso del 100% di torba, quindi ad integrarla con altre fibre che possono essere più sostenibili dal punto di vista ambientale, come anche ad esempio un aumento dell'utilizzo di fotovoltaico o di biomasse vegetali per riscaldare le serre. In generale abbiamo rilevato che le aziende che dichiarano stabilità delle vendite quest'anno sono state circa il 40%, sono diminuite quelle che indicano forti diminuzioni e sono aumentate quelle che invece hanno indicato comunque un aumento, quindi è un settore che presenta luci e ombre.